Buongiorno, sono Melissa e voglio farvi conoscere nuove mete. Sono una persona molto curiosa e per questo ho deciso di condividere con voi le mie esperienze. Oggi vi porto sull'Alpe di Campogrosso. Faremo un giro semplice ad anello, che è l'anello di Campogrosso. Passeremo un ponte tibetano. Ci sono due possibilità di percorso, una più semplice adatta alle famiglie in cui si segue per la maggior parte una strada asfaltata e un'altra invece più impegnativa, si va all'interno del bosco, però bisogna essere un po' allenati perché la salita è intensa e ci sono parecchie rocce. Se fate la strada semplice per le famiglie potete tranquillamente stare anche con le scarpe da ginnastica. Guardate che meraviglia, stanotte ha nevicato e è stata un'impresa arrivare qua sinceramente, perché la strada non era bellissima, era piena di foglie, frane, allagamenti. È stato impegnativo. Se no di solito da Recoaro Terme si fa anche prestino, una mezz'oretta sì su, senza grosse difficoltà. La strada è stretta, è una strada di montagna, soprattutto nell'ultimo tratto dopo il rifugio della Guardia, che è circa a 1000 metri. È una strada molto stretta con due gallerie da passare con rischio di caduta massima. Beh, e con questa bellissima veduta alle mie spalle iniziamo. Qui siamo circa a 1450 metri più o meno. Qui mi sono parcheggiata nel lato Trentino perché vicino al rifugio Campogrosso hanno messo il pagamento dei parcheggi, c'è il parchimetro vicino al rifugio. Vicino al rifugio vi farò vedere, ci sono anche delle ricariche per le bike, per chi vuole venire su con la bicicletta elettrica. Chi viene su con la forza delle gambe non gli serve la ricarica. La ricarica del rifugio può darsi di sì. Ecco, il rifugio si mangia bene, ve lo consiglio, però ovviamente bisogna prenotare, a maggior ragione in questi periodi in cui ci sono le restrizioni. Noi scorpiamo le fumazze. Questo che abbiamo davanti è il Monte Cornetto. Da su però c'è una vista impagabile. Impagabile. Mamma che meraviglia di colori. Ecco, anche qui continuano le indicazioni per la vendita dei prodotti. Qui invece troviamo le indicazioni per Rifugio Campogrosso, Malga Bofetal e Passo Pian delle Fugazze invece, che è dove andiamo noi. Qui trovate le indicazioni perché c'è il sentiero. Esatto, qui c'è il sentiero che è il 173, che poi diventa 170 nell'ultimo tratto, che vi porta in mezzo al bosco a Campogrosso, al passo di Campogrosso. E questo è il sentiero che vi dicevo che è possibile fare, però ecco, inizia così ed è già abbastanza ripido e poi diventa ancora più difficile. Io l'ho fatto però in discesa ed è stato impegnativo. Non scarpe da ginnastica, vi consiglio delle scarpe che abbiano un po' di grip, perché le rocce, il sentiero è stretto in mezzo al bosco, scivoloso, è abbastanza ripido. A dei tratti secondo me bisogna usare anche le mani per non farsi male, per non cadere. E qui ci sono le indicazioni pedonali. Delle Fugazze, Strada del Vieroi, Rifugio di Papa, che è la sua casuglio,
invece qua, strada dove siamo arrivati noi, passo di Campogrosso, Maglia Botte, è parecchio conosciuto. Il simbolo della colomba è il simbolo del Sentiero della Pace. Poi la faccio vedere anche da questo lato, dovete prendere a sinistra dove ci sono i cartelli, troviamo una bellissima cascata, è bella intensa perché qui il ponte, wow, cominciamo a vedere bene, molto bene il Vesuvio. Questi bastoni che vedete servono d'inverno per capire quanta neve c'è sulle strade. No, ma ragazzi, cioè, è proprio vero che andando in giro si scoprono cose nuove. Sentiero Natura di Nonno Fo. Di qua. Non ho la più pallida idea, ma penso che andrò a farlo prossimamente. Mi seguite e allora vi farò vedere, se no ciccia. Abbiamo veramente segnalato. Interessante. Ecco qui abbiamo una grande spiaggia dove siamo proprio sul passo. Oggi abbiamo un paio di bar. Qui troviamo le indicazioni che sono quelle che vediamo per andare su al Papa, che però non è il sentiero che faremo oggi, per cui noi proseguiremo da questo lato. Va bene, qui troviamo un po' di indicazioni, adesso siamo proprio in mezzo ovviamente alla strada, bellissimo. Noi dobbiamo prendere il ponte Avis, che è il ponte di corde, verso l'ossario. Fino all'ossario, volendo, si può arrivare anche in macchina, e sempre parcheggio a pagamento. Oh, che peccato, si sta un po' nuvolando, ma passano. E proprio di fronte, da qui si può sempre prendere la strada degli eroi, che tra l'altro ci sono due sentieri anche lì. Uno serve per tagliare la strada e si va in mezzo al bosco, l'altro invece è proprio seguire la strada. Sinceramente è vero che è più corto in mezzo al bosco, ma siccome è più impegnativo, alla fine ci mettete esattamente lo stesso tempo, quindi non so se vi conviene. Ecco, parcheggio. Come dicevo, ci sono un po' di panchine, c'è un prato, ma c'è un parcheggio anche più avanti, più vicino all'ossario. Qui alle mie spalle c'è Malga Cornetto e questo è il Pasubio, come vedete è coperto purtroppo, al momento non si vede. Ora vediamo se prima di spostarci da qui c'è la possibilità di farvi vedere il rifugio. Vediamo. Come vedete ci sono le indicazioni Ponte di Corda e Campogrosso, noi prendiamo questa. Se invece volete andare a vedere l'ossario è l'altra strada, è una piccola deviazione, ma fra andare e tornare mezz'ora va via, e quindi penso che non voi sceglierete questo, almeno non oggi.
Dicevo, purtroppo non sono riuscita a farvi vedere il rifugio Papa perché era completamente coperto dalle nuvole, ma non è una grande novità per me, spesso è coperto. Per cui se riesco vi farò vedere il Papa in foto di repertorio che ho. Ovviamente non sarà in questa stagione, quindi lo vedrete che è molto diverso, però giusto per farvi capire come si vede da qui, dall'ossario. Si vede ancora l'ossario da qua, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo. Sì, lo vedete che sembra più o meno la stessa altezza, ma considerate che il bosco va giù e poi risale. Come sentite dal fiatone, tutta salita e tutta ora. Ma guardate cosa non è questo ponte con la nebbia. Ponte tibetano, non potevano mancare le preghiere tibetane, giustamente, no? Libia. Ora, siccome mi inquieta anche un po' a farvelo vedere così, perché balla tutto, guardate. Non si vede una mazza. Ora inquadro me e il buio dietro. Sai che da ridere. Siamo sul ponte tibetano, non si vede una mazza. Dietro di me il nulla davanti, il nulla di lato, il quasi nulla, dai, si vede qualche albero c'è. Qualche albero c'è. In realtà credo ci fosse stato il sole tipo fino a 3 secondi fa, però non si vede niente. Balla un po'. Balla un po'. Che meraviglia. Bellissimo farlo con la nebbia, non l'ho mai fatto con la nebbia. È interessante, un'esperienza anche questa. Io ho fatto una piccola deviazione rispetto alla strada per tagliare un po', ma non so se si vede, non credo, in mezzo alla nebbia, ma siamo proprio sotto la parete del St. Giorgio. Non so se vedete che lavoro che fanno le nuvole. È impressionante. Ecco, qui siamo praticamente arrivati al termine della strada che va al Monte Tibetano. L'hanno chiusa perché sennò la gente ci andava giù con le macchine e quant'altro. Ora, appena passato la curva lì, ci troveremo di nuovo in vista del rifugio. La strada prosegue a sinistra, noi invece prenderemo qui sulla destra per arrivare poi al rifugio in maniera più celere. Sulla sinistra non so se riuscirò a farvela vedere, c'è un'altra malga. Bene, siamo tornati al parcheggio. Spero che vi sia piaciuto questo anello, questo sentiero fatto oggi. Abbiamo trovato un po' sole, un po' nuvole, un po' nebbia, un po' freddo, un po' caldo. Bisogna sempre essere preparati a tutto in montagna, soprattutto in questa stagione. E niente, se vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Grazie di avermi seguito fino a qui e alla prossima!